tragedia, Dosson di Casieri, il piccolo Matteo Vidali, 20 mesi, investito e ucciso dall'auto del papà nel cortile di casa. L'uomo indagato per omicidio colposo, disposta l'autopsia sul piccolo, la mamma. Alla sorellina abbiamo detto che ora è un angelo. Il papà del piccino lavora da anni alla cooperativa Alternativa Ambiente. Siamo sconvolti, conferma il presidente Toffoli. L'appello del sindaco di Casier: non lasciamo sola questa famiglia. Santa Lucia, bambino di 10 anni, scende dallo scuolabus e viene travolto da un'auto. Ha riportato diverse lesioni, illesi il fratellino e la cugina che era andata a prenderli alla fermata. L'omicidio di Anica Panfili, all'esame degli inquirenti i vecchi cellulari della donna. Si cerca un eventuale messaggio che possa avvalorare la tesi di Franco Battaglia, in carcere per il delitto. Frattura nel centrodestra veneto tra Lega e Forza Italia. Per Stefani gli azzurri sono fuori dalla maggioranza. Tosi ribatte: lo siamo da tempo. Casa presentate a Treviso le modifiche ai regolamenti PEP. Tra le novità la possibilità per le aziende di costruire alloggi da affittare ai propri dipendenti. Arrampicarsi sugli alberi è uno dei divertimenti più antichi per bambini e ragazzi, ma il regolamento di polizia urbana lo vieta. Siamo a Oderzo, dove si infiamma il dibattito tra favorevoli e contrari alla norma. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano la tragedia di Dosson di Casier. È morto il piccolo Matteo, 1 anno e mezzo, travolto domenica scorsa dall'auto guidata dal papà. Olaf Vidali, socio lavoratore della cooperativa Alternativa. Un'intera comunità è sotto shock. Il padre è indagato per omicidio colposo. Intanto la mamma Laura alla sorellina: un angelo che non tornerà più a casa. Un angelo dai ricciolini biondi, un bimbo vivace e allegro. Il piccolo Matteo è morto domenica travolto dall'auto guidata dal papà che stava effettuando una manovra all'interno del cortile di casa. È stato un attimo, una disattenzione che ha distrutto e stravolto la vita della famiglia. Nonno Gabriele non riesce a trattenere le lacrime quando parla della sorellina che chiede dov'è il fratellino. Chiama sempre Matteo, però adesso c'è un angioletto di sopra. La bambina è così. La fortuna è sempre assistita, insomma. Ecco, già uno psicologo. Il psicologo e il maestro soprattutto gli stanno dando una grossa mano. Alla sorellina abbiamo detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa. Ha detto mamma Laura: eravamo a casa, è stato un momento di distrazione, non lo abbiamo visto, stavamo uscendo per andare a fare un giro, siamo a pezzi, il nostro dolore è enorme. Non ho parole sinceramente, perché non me lo ricordo ancora davanti agli occhi e spero che sia veramente in paradiso. Un angelo. È proprio un angelo, perché proprio era biondino così, un angelo proprio. Senta, lei ci diceva solo questo, cercava di prendere un pallone come tutti i bambini. Sì, stava giocando in cortile e correva dietro il pallone e giustamente cosa vuoi, il pallone è andato sotto la macchina. I genitori hanno preso il bimbo in braccio, sono saliti in macchina e poi la corsa disperata in ospedale. All'arrivo i medici hanno subito detto ai genitori che le condizioni erano gravissime. Matteo era in arresto cardiaco, poi i sanitari hanno fatto ripartire il cuoricino, ma i traumi erano troppo gravi. Ha combattuto per 2 giorni tra la vita e la morte, poi martedì la tragedia. Il papà del piccolo non riesce a darsi pace, ci racconta il nonno. Quando uno succedono queste cose qua, passano 50.000 pensieri per la testa, è molto demoralizzato e dovremmo stargli accanto per superare questo momento critico. Stretti, soprattutto alla sorellina. Vivremo per lei adesso. Le parole si fermano in gola, sul computer le foto del nipote, le guarda, gli occhi si arrossano. Ora il papà è indagato per omicidio colposo, ma è un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. La famiglia attenderà ora dalla Procura di Treviso l'autorizzazione per poter celebrare il funerale. Olaf Vidali, il papà del piccolo Matteo, lavora da anni alla cooperativa Alternativa Ambiente, fondata da suo padre Gabriele, una famiglia conosciuta. All'appello del sindaco alla comunità: non dobbiamo lasciarli soli. Alla cooperativa Alternativa Ambiente regna il dolore. Olaf Vidali, papà del piccolo Matteo, lavora qui dal 2008. Non solo, ma lo stesso nonno è stato il primo presidente. Una notizia che ha sconvolto tutti, ci dicono.
Siamo rimasti letteralmente senza parole perché veramente non ci aspettavamo una notizia del genere. E soprattutto pensando alla famiglia di Olaf. Olaf è un nostro socio lavoratore da molti anni e Olaf è sempre molto attento, quindi veramente non riusciamo a capacitarci come sia potuto succedere questo. Però i bambini sono imprevedibili. Siamo vicini alla famiglia e pronti a sostenerla ed aiutarla. Se avesse qua davanti Olaf, che cosa si sentirebbe di dirgli? Sentirei solo di dargli un grosso abbraccio, perché credo che le parole contano, ma fin là. Credo che la vicinanza che si trasmette con un abbraccio fisico è sicuramente più importante. A Casier la comunità è sotto shock, è impossibile accettare la morte di un bimbo. Il sindaco Cararetto ha fatto visita alla famiglia, nelle sue parole il dolore di un momento tanto difficile. Beh, guarda, non ti nascondo che nell'incontrarli c'è stato un abbraccio e probabilmente lacrime, perché è difficile riuscire a far capire che siamo vicini. Non li lasceremo soli, continuerò a chiamarli, ci dice, e a stargli vicino. Siamo concittadini più che amministratori e siamo in aiuto soprattutto per poter condividere un po' insieme la sofferenza. Impossibile accettare che un bimbo, spiega, possa perdere la vita. Poi il sindaco ricorda un'altra tragedia che ha sconvolto Casier nel 2020. Il piccolo Tommaso Tiveron, 4 anni, era stato travolto da un cancello ed era morto poco dopo. 2 tragedie immense, 2 ferite per la comunità. E tragedia sfiorata oggi poco dopo le 13 a Santa Lucia di Piave. Un bambino di 10 anni è sceso dallo scuolabus assieme al fratellino ed è stato travolto da un'auto. È successo tutto, il bambino non si è accorto, era piccolo, stava correndo, l'altro è venuto abbastanza veloce, ho solo sentito il colpo. Attimi di paura oggi pomeriggio a Santa Lucia di Piave in via Garibaldi, dove un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto dopo essere sceso dallo scuolabus. A raccontare l'accaduto la cugina del piccolo. Poco dopo le 13 è andata a prenderlo alla fermata del pulmino che lo riportava a casa assieme al fratellino. Entrambi frequentano le scuole elementari, rispettivamente la 4ª e la 2ª. Sono scesi, era sceso il primo, stava piovendo tantissimo, gli ho dato l'ombrello, sono girata a prendere l'altro. Ho preso, però è successo tutto in un secondo, quindi era terribile e stava piovendo tantissimo e poi si è colpito. Lui non si è accorto della macchina, la macchina era abbastanza veloce, gli ha colpito di fianco e era buttato per terra. Forse per correre a casa in fretta, visto che pioveva forte, il bambino, senza attendere la cugina e il fratellino, ha quindi attraversato la strada passando dietro il bus che l'ha nascosto alla vista dell'auto che arrivava nell'opposta corsia di marcia e l'ha travolto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, il bambino è stato portato all'ospedale di Treviso con l'elicottero del SUEM, ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il piccolo è rimasto sempre cosciente e sono stati momenti di apprensione e profonda commozione quando dopo pochi istanti è scesa in strada la mamma. Era spaventato e continuava a dirmi come mai sono caduto, cosa è successo, vorrei andare a casa, dov'è la mia mamma. La sua mamma è uscita, era spaventata più di lui e lui continuava ad abbracciarla, mamma ti voglio bene. Lo scuolabus ferma davanti alla casa della famiglia solo un giorno alla settimana, il venerdì, quando inverte il senso di marcia nella vicina rotonda. Tutti gli altri giorni ferma dall'altro lato della strada, costringendo i bambini ad attraversare. Il papà dei 2 piccoli alunni aveva già chiesto al comune di spostare la fermata tutti i giorni della settimana e non soltanto il venerdì. La cronaca giudiziaria, ora mamma molesta il figlio più piccolo che al tempo dei fatti aveva solo 4 anni. La donna è stata rinviata a giudizio con l'accusa di atti sessuali su minore. Non solo, ma deve stare ad almeno 200 metri da lui e dai luoghi abitualmente frequentati. I fatti sono avvenuti in provincia di Treviso nel 2022. A denunciare la donna il papà del bambino che avrebbe sorpreso la madre sul divano a toccare il figlio. Scene che sarebbero anche state riprese da un sistema di videosorveglianza all'interno dell'abitazione. Processo fissato per il prossimo 9 di giugno. Il padre del bambino, che si costituirà come parte civile, è assistito dall'avvocato Aloma Piazza.
Ed ora l'omicidio di Anika Panfile all'esame degli inquirenti vecchi cellulari della donna. Si cerca un eventuale messaggio che possa valorare la tesi di Franco Battaglia, in carcere per il delitto. Ho accompagnato Anika in piazza d'Arcade perché aveva un appuntamento. È sempre stata questa la versione fornita da Franco Battaglia, accusato di aver ucciso Anika Panfile, la 31enne di origine romena, trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio 2023. Versione che fino ad oggi non ha mai trovato alcun riscontro. Nessuna telecamera ha ripreso né la donna né tantomeno lui in centro. Ora la procura ha disposto degli esami sui cellulari vecchi di Anika, visto che la 31enne a volte avrebbe inserito la SIM negli apparecchi più datati. Fra l'altro il telefonino che aveva con sé la sera in cui è sparita non è mai stato trovato. Si tratta però di un estremo tentativo, ha spiegato il procuratore Marco Martani, perché non è detto che gli apparecchi fossero stati usati da Anika in tempi recenti. A questo punto provvederemo alla trascrizione dei contenuti della messaggistica solo se i riscontri saranno positivi. Fatta questa verifica si potrebbe arrivare alla chiusura delle indagini. Insomma, un ultimo tentativo per verificare quanto detto dal 77enne che ora si trova in carcere a Santabona. Secondo l'accusa, la donna quel 18 maggio, giorno in cui si persero le tracce, era andato da Battaglia, suo ex datore di lavoro, per prendere dei documenti. Poi, sotto l'effetto della cocaina e al termine di una lite, l'avrebbe uccisa colpendola alla testa e poi soffocandola con una mano sulla bocca e sul naso. Lo stesso Tribunale del Riesame, rispondendo al ricorso presentato dai vecchi legali di Battaglia contro l'ordinanza di carcerazione, aveva messo in evidenza come gli indizi di colpevolezza fossero solidi. Decisive le riprese di una telecamera di videosorveglianza del pick-up di Battaglia, visto passare più volte nel luogo dove la donna sarebbe stata buttata nelle acque del canale della Vittoria. Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Treviso, questa volta accaduto a Mansuè in un mobilificio di Viale delle Industrie. Un dipendente, 49 anni, del posto è rimasto gravemente ferito ad una mano mentre era impegnato nelle operazioni di scarico di un container con un muletto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo nel vicino ospedale di Oderzo. Per gli accertamenti del caso sul luogo anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Vi sono anche auto di lusso, 70.000 euro per la costituzione di un'attività commerciale nel centro di Verona, 204.000 euro per l'acquisto da un negozio in provincia di Brescia di orologi Rolex e un motoscafo Riva di 15 metri del valore di circa 100.000 euro tra i beni sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Cremona nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Brescia. I finanzieri cremonesi, come quelli di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso e del reparto operativo aeronavale di Como, stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare, un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 24 società e 12 persone fisiche. Gli indagati sono sospettati di avere creato un complesso sistema di frode con imprese emettendo fatture per operazioni inesistenti, altre realmente operanti, con alle dipendenze centinaia di operai edili i cui contributi previdenziali e ritenute IRPEF erano versate in frode all'erario attraverso la compensazione con i crediti IVA inesistenti. Ed ora la pagina politica e scontro nel centrodestra in Veneto. Il segretario della Lega Stefani, Forza Italia, da quando è arrivato Tosi è fuori dalla maggioranza. Replica il segretario azzurro: i fatti parlano chiaro, non abbiamo nessun ruolo in una maggioranza che non ci ha mai coinvolto in nessuna decisione. Forza Italia fuori dalla maggioranza in Veneto, con continui attacchi al presidente, così Alberto Stefani. Lega, Forza Italia posta fuori dalla maggioranza dal 2020 senza nessun peso a Palazzo Ferrofini, così Flavio Tosi, Forza Italia. È sempre più caldo lo scontro in Veneto all'interno della coalizione di centrodestra che da 5 lustri governa la regione. Uno scricchiolio in vista delle regionali 2025, ma anche dell'appuntamento di giugno con europee amministrative che decreterà il peso delle due forze politiche nei confronti di Fratelli d'Italia. A partire è stato Alberto Stefani con una dichiarazione pesantissima a mezzo stampa. Dopo mesi di incursioni e di attacchi nei confronti di Zaia e della sua giunta, abbiamo semplicemente certificato e registrato il fatto che Forza Italia ha deciso di non essere più in maggioranza. È un atto di chiarezza nei confronti degli elettori,
Forza Italia non sta sostenendo Luca Zaia, non sta sostenendo questa maggioranza. Prima di Flavio Tosi questo non avveniva e la collaborazione con Forza Italia in regione era assolutamente un dato di fatto. La risposta di Flavio Tosi, segretario regionale di Forza Italia, già segretario regionale della Lega un decennio fa, che a diventare presidente del Veneto ci aveva già provato, non si fa attendere. Penso che non sia un caso più unico che raro dove un partito nazionale come Forza Italia, che appunto non è stato coinvolto né nella giunta regionale, né nelle commissioni regionali, né a livello di riunioni di maggioranza dal 2020 a oggi, parlo di maggioranza, ma riunioni di partiti politici del centrodestra, abbiamo sempre comunque votato favorevolmente a tutte le proposte che arrivano dalla giunta e continueremo a farlo. Quindi perché Forza Italia ci tiene all'unità del centrodestra e a non rompere lo schema del centrodestra. Luca Zaia invece si dimostra forse in questo momento eccessivamente nervoso per problemi suoi all'interno della Lega. Al segretario regionale fa eco Fabrizio Boron, ex Lega, ex lista Zaia, attuale consigliere regionale del gruppo misto, da poco entrato in Forza Italia. La posizione oggi che Forza Italia ha nei ruoli regionali è la stessa equiparabile a quella che ha il PD. Di fatto nessun ruolo, nessuna posizione, pertanto come ha detto l'onorevole Tosi, Stefani certifica un dato di fatto fin dal 2020. Gli fa eco Alberto Villanova, consigliere regionale della lista Zaia. La politica è questione di numeri. Il risultato elettorale del 2020 ha decretato i rapporti di forza con 33 seggi a lista Zaia, Lega e Veneto Autonomia. Nessun rischio per il governo della regione. Luca Zaia da questo punto di vista può dormire sonni tranquilli, ma l'assalto al suo scranno con Fratelli d'Italia, che in queste ore osserva, è già iniziato. Per il centrodestra è la fine di un ciclo politico, a dirlo è il segretario Dem Veneto Andrea Martella, che guarda comunali e europee e regionali. Siamo di fronte a una maggioranza che non c'è più, che si tiene insieme adesso per forse quello che è il collante del potere, lo vedremo. Si tiene insieme perché continua ad agitare alcune bandiere ideologiche, però diciamo è una maggioranza che secondo me in Veneto ha finito il suo ciclo politico. Affonda il coltello Andrea Martella, segretario del PD Veneto, nel giorno in cui si segna un nuovo strappo, forse quello più doloroso all'interno del centrodestra, dove è tutti contro tutti. Con una spaccatura che è tra la Lega e Fratelli d'Italia, che è all'interno della Lega, dove spesso si confrontano due o più linee, e che adesso emerge con tutta evidenza anche nei confronti di Forza Italia. A questo punto la questione è anche tattica, con il PD e il centro-sinistra che si stanno riorganizzando. Elezioni europee e comunali sono ovviamente il primo step, il tempo stringe. La direzione nazionale che dovrà decidere le candidature è prevista per domenica mattina. Resta ancora da capire se la segretaria Elie Schlein sarà capolista. Di certo un ruolo preeminente lo avrà a nord-est Stefano Bonaccini. Per il Veneto si va verso la conferma in lista di Alessandra Moretti e il lancio di Alessandro Zan. In pole position c'è anche il sindacalista Ivan Pedretti, ma inevitabilmente si guarda più avanti. Dopo le elezioni amministrative ed europee si aprirà anche un'ulteriore fase. Per quanto ci riguarda, come Partito Democratico ci faremo trovare pronti rispetto alle prossime elezioni regionali. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. A Casugana nuovo tassello nelle politiche per la casa, presentate le modifiche ai regolamenti PEP. Tra le novità la possibilità per le aziende di costruire alloggi da affittare ai propri dipendenti. Stiamo parlando di circa 120 appartamenti, una risposta importante che si unisce alla residenza popolare che con Ater stiamo sviluppando e che il Comune sta rimettendo nel mercato attraverso le riqualificazioni.
Incentivare la costruzione di alloggi convenzionati da una parte e ampliare la platea di potenziali acquirenti dall'altra. Casugana mette mano al regolamento per la realizzazione dei PEP, i piani di edilizia economico popolare, per andare incontro alle esigenze della fascia media della popolazione, quella che supera la soglia che dà diritto a un alloggio pubblico, ma che fatica a trovare casa a costi accettabili nel libero mercato. Principale novità l'estensione anche alle aziende della possibilità di costruire alloggi da dare in locazione ai propri dipendenti. Mentre un tempo i soggetti che realizzavano gli alloggi in un'area PEP potevano venderli o affittarli solamente a soggetti privati, adesso la vendita o l'affitto può avvenire anche nei confronti delle imprese, le quali poi a loro volta possono locarli o venderli a propri o ad altri dipendenti, mantenendone però il costo limitato. Il prezzo massimo sia della vendita che dell'affitto verrà definito dal Comune. 4 i lotti attualmente destinati a PEP, siti tra Canizzano e Santabona. È un nuovo modello Treviso che guarda non soltanto alla residenzialità da un punto di vista sociale, ma guarda anche alla residenzialità da un punto di vista della famiglia e dello sviluppo familiare, che oggi viene messo in difficoltà soprattutto da un punto di vista dei costi. Noi vogliamo riuscire a garantire a tutti la possibilità di avere una casa a dei prezzi che siano accessibili per dei lavoratori dipendenti. Sicurezza stradale, ACI, forze dell'ordine e operatori del primo soccorso per l'iniziativa Insieme per la sicurezza dedicata ai ragazzi delle scuole superiori del Trevigiano. Una macchina incidentata, le porte bloccate, le tenaglie in azione per cercare di liberare la persona rimasta incastrata nell'abitacolo. È una delle tante simulazioni a cui i ragazzi e ragazze di quarta e quinta superiore hanno potuto assistere nella mattinata dedicata a loro per riflettere sul tema della responsabilità alla guida, facendone conoscere rischi e pericoli. ACI, operatori del primo soccorso e forze dell'ordine insieme per la sicurezza. La sicurezza è la prima cosa. Se andiamo piano e rispettiamo il codice della strada, sicuramente ci saranno meno interventi per noi e meno incidenti. C'è curiosità e attenzione. Diciamo che ormai quasi lo slogan che il giovane è superficiale, io non sono d'accordo, il giovane ha interesse se viene coinvolto nelle situazioni. Per noi studenti iniziative di questo tipo sono molto importanti perché portano all'educazione e per noi in ambito pratico sono molto utili. Noi neopatentati oggi ci troviamo a non conoscere direttamente la realtà e quindi dobbiamo aumentare le nostre prospettive e sapere che la strada è un grandissimo rischio. Vigili del fuoco, SUEM, carabinieri e polizia stradale con cui i ragazzi hanno potuto confrontarsi sui rischi dell'alta velocità e della guida sotto sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, ma anche la polizia locale con il gruppo Cinofili per far capire come gli agenti operino durante i controlli stradali nell'ambito dello spaccio e del possesso di sostanze stupefacenti, e poi ancora i simulatori di guida. Il giovane vuol vedere, vuol mettersi alla prova, e quindi qua ci possono essere sicuramente dei giovani che vedono come si può condurre un veicolo, ma anche facevano delle gare, quindi sempre in punto e a tutela della sicurezza. Noi, essendo anche principianti, neopatentati, non capiamo ancora queste robe qua alla guida quando siamo, perché pensiamo è una cavolata, non è tanto pericoloso, non può essere pericoloso perché sottovalutiamo il rischio. Dopo questo incontro come ti approccerai alla scuola guida? Allora, sicuramente con molta più consapevolezza dei rischi che si possono incontrare mentre si sta guidando. Arrampicarsi sugli alberi è uno dei divertimenti più antichi per bambini e ragazzi, ma il regolamento lo vieta. Siamo a Oderzo, dove si infiamma il dibattito tra favorevoli e contrari al regolamento di polizia urbana. Vietato arrampicarsi sugli alberi di parchi e giardini comunali, pena una sanzione che va dai 25 a 500 euro. Fa discutere a Oderzo il regolamento di polizia urbana, tornato in consiglio comunale con un vespaio di polemiche tra maggioranza ed opposizione, e così uno dei divertimenti più antichi e amati dai bambini infiamma il dibattito attorno a Piazza Grande. Nessuno ha mai detto che i bambini non possono salire negli alberi in campagna. Se uno ha un bel melo nel proprio giardino oppure in campagna ci può salire finché vuole. Stiamo parlando degli alberi
alberi, patrimonio pubblico che non possiamo catalogare e periziare a seconda del peso del bambino, mi pare evidente, e quindi è normale dire che negli alberi della proprietà comunale non si può salire perché c'è il rischio di danneggiare l'albero e c'è il rischio che il bambino si faccia male. Attaccano le opposizioni, divieti assurdi. Mi sembra assurdo appunto vietare ai bambini un gioco che appunto invece secondo me andrebbe riscoperto invece che vietato. Parliamo sempre di quanto i bambini stanno davanti agli smartphone e ai videogiochi e poi gli vietiamo di arrampicarsi sugli alberi con anche annessi appunto sanzioni e multe. Certo, ci sono delle questioni giuridiche legate alle responsabilità in caso di incidente. Credo che basterebbe appunto mettere magari dei cartelli, non so, ai giardini pubblici, dicendo appunto, declinando ogni responsabilità ai genitori o agli eventuali accompagnatori dei bambini, ma vietare e prevedere anche una multa per i bambini che si arrampicano sugli alberi mi sembra assolutamente troppo repressivo. Ma la sindaca incalza: Oderzo è piena di aree e spazi dedicati dove bambini e ragazzi possono giocare e fare sport. Ce n'è di spazi, ce n'è e sono assolutamente d'accordo che i bambini devono giocare, i ragazzi devono giocare fuori piuttosto che stare tutto il giorno al cellulare o al tablet. Intanto la cittadinanza si divide tra favorevoli e contrari alla norma. Sentiamo. Vietato arrampicarsi sugli alberi. La norma di polizia urbana contenuta nel regolamento divide i cittadini di Oderzo tra favorevoli e contrari, tra chi condivide la preoccupazione per i rischi e chi la giudica troppo rigida per un gioco da sempre molto amato da bimbi e ragazzi. Avevo sentito qualcosa di questa nuova, diciamo, legge, fra virgolette, per i bambini, però alla fine va bene, che così non siamo più preoccupate noi le mamme. Con i genitori perché no, tanto se sono i genitori sempre presenti. Meglio lasciarli arrampicare. Con i genitori sì, da soli potrebbe essere un problema dopo. Per me va bene che venga proibito perché oltre ad essere pericoloso non è neanche tanto carino vedere le persone che si arrampicano. Perché può anche farsi male. Può anche magari succedere qualcosa, può cadere e battere la testa. Regolamento eccessivamente rigido per i giovani che dopo la scuola si trovano al parco per una pausa pranzo nel verde. Secondo me è un po' una cavolata perché quando ero piccola non c'era nessun problema sempre arrampicarsi sugli alberi, quindi non vedo il problema. Un po' eccessivo, perché comunque i parchi sono fatti per arrampicarsi. Per giocare? Sì, per giocare. Ci toglie una felicità, diciamo. Magari mettere questo regolamento in altri luoghi, per esempio per strade, fa più senso, ma il parco è un luogo più di divertimento, quindi ovviamente è sbagliato magari fare atti vandalici o imbrattare, però comunque arrampicarsi sugli alberi alla fine non sono comunque dei posti di divertimento, quindi non sarei tanto d'accordo. Ci spostiamo ora a Possagno perché sarà inaugurata sabato alla Gipsoteca la mostra Canova Quattro Tempi, fotografie di Antonio Canova. Due scatti in bianco e nero di grande formato catturano e raccontano la grandezza creativa di Antonio Canova, mostrando le opere del maestro attraverso l'occhio attento e l'obiettivo raffinato del fotografo Luigi Spina. La mostra dal titolo Canova Quattro Tempi è allestita all'interno del Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. È un'esposizione che si inserisce in un più ampio progetto di ricerca fotografica iniziato da Spina nel 2019 che ha dato vita a 4 volumi. I dettagli, le luci, gli sguardi delle creazioni canoviane esplodono nell'intensità della loro bellezza. C'è l'eleganza di Ebe, la leggerezza delle danzatrici, la pace. Le fotografie raccontano con occhio contemporaneo il neoclassicismo di Antonio Canova, in ogni sua sfumatura, in ogni suo particolare, in tutto il suo fascino. La mostra Canova Quattro Tempi, fotografie di Luigi Spina, sarà inaugurata sabato prossimo 20 aprile alle 15:30 e rimarrà aperta ai visitatori fino al 29 settembre.
Ed ora spazio alle notizie dal bellunese. Torniamo a parlare in primo piano ancora una volta la pista da bob di Cortina. Si farebbe ancora in tempo a fermarne la costruzione? C'è chi è convinto di sì. La Federazione Provinciale di Belluno di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra, insieme alle organizzazioni giovanili UGS e GEV, ha organizzato per sabato prossimo una iniziativa pubblica intitolata Le Olimpiadi dell'insostenibilità, con l'intenzione di chiedere nuovamente alla provincia di Belluno la revoca della delibera con cui concesse il suo sostegno alla realizzazione della pista da bob. Noi chiediamo due cose: sulla pista da bob di revocare la delibera del 2022 con cui è stato stanziato il €500.000 per il cofinanziamento della pista da bob, per il semplice motivo che quella pista non serve. E ormai diciamo, non possiamo più chiedere niente, che siamo nettamente contrari alla variante urbanistica che è stata approvata a maggioranza lo scorso Consiglio provinciale, che ha autorizzato il progetto di finanza sulla stazione dei treni di Cortina. Non è compatibile secondo noi con il piano territoriale di coordinamento provinciale e non c'è una sola ragione per costruire un albergo nuovo quando sono ferme almeno una ventina di pratiche di richieste di ristrutturazione e ampliamento degli alberghi esistenti su Cortina. Noi non crediamo che questo sia fare il bene del territorio. Non solo quindi la pista da bob, perché a Cortina ci sono anche altri problemi ed altre situazioni oggetto di attenzione, ma certo la questione dell'impianto che si va a costruire in vista delle Olimpiadi del 2026 resta al centro delle contestazioni. Io credo che fino a quando non si iniziano i getti di calcestruzzi ci potrebbe essere la possibilità di fermarla. E la cosa incredibile è questa, che quando era stato sottoposto alla provincia di Belluno il famoso dossier per cui si diceva che bisognava lavorare su Cortina, si diceva anche che non c'erano alternative possibili e per cui, siccome erano state vinte le Olimpiadi, bisognava farla lì per forza. In realtà è stato dimostrato che almeno 2 impianti nelle vicinanze delle sedi di gara, quali Innsbruck da una parte e St. Moritz dall'altra, sono in realtà pronte per ospitare le gare olimpiche. La sanità ora con gli effetti della robotica applicate alla chirurgia. Si chiama Da Vinci ed è entrato nell'ospedale di Feltre nell'ottobre dell'anno scorso. È un robot chirurgico che ha sostanzialmente cambiato il livello qualitativo degli interventi. Dopo una cinquantina di operazioni eseguite l'anno scorso, quest'anno già 100 sono stati i pazienti che ne hanno beneficiato, tra urologia, ginecologia e chirurgia. La vita dell'ospedale sta cambiando di giorno in giorno, sia quella dell'attività ospedaliera dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista di gestione appunto degli interventi, ma soprattutto cambia la vita del paziente, della persona che arriva appunto in ospedale per un intervento chirurgico e che può usufruire, quindi utilizzare una tecnica come quella robotica che gli consente un minor tempo di interventi, un miglior recupero e quindi un minor tempo di presenza in ospedale e un rapido ritorno a casa. La robotica a breve farà il suo ingresso anche nel nosocomio di Belluno. Saranno strumentazioni diverse del Da Vinci. Si pensa infatti a 2 robot, uno per l'ortopedia e uno per l'urologia. La tecnologia robotica chiaramente si sta sviluppando in diverse forme e quindi stiamo acquisendo tecnologie diverse in base alle esigenze del presidio ospedaliero di Belluno rispetto a quello di Feltre e viceversa. Fiori ma anche auto storiche, musica e stand gastronomici. Torna a Feltre la fiera di San Vittore. Torna nell'ultimo weekend di aprile la fiera di San Vittore, da non confondere con la festa del Santo Patrono che si celebra invece il 14 maggio. Torna e sarà dedicata ai fiori. Io proprio sono innamorata dei fiori, quindi per noi avere questa prima fiera di San Vittore che si lega alla primavera, ai fiori eccetera, è veramente interessante e credo che sia anche particolarmente attrattivo. Insomma, noi speriamo nel bel tempo, perché se dovessimo guardare le giornate, la giornata odierna, quella di ieri, ma insomma siamo certi che prenotandocelo forse arriveremo a far bene. A volerla alcuni negozianti e infatti molti negozi rimarranno aperti anche la domenica.
e a renderla possibile, visto che verrà ospitata principalmente in Largo Castaldi, il quartiere Portoria. Abbiamo accettato con molto entusiasmo questo invito che ci hanno fatto gli amici organizzatori, anche per il fatto appunto che questa antica fiera di cui questa dovrebbe ricordare l'abbiamo avuta nel nostro territorio, e quindi non poteva essere che Portoria il quartiere che organizzava questa fiera. Sì, perché è un nuovo avvio, una prima edizione che si spera possa inaugurare un nuovo ciclo per una manifestazione che ha origini antichissime. Si parla già di questa fiera di San Vittore dal 1385 e allora era un privilegio poter organizzare e presiedere questa fiera, tanto è vero che il Maggior Consiglio si riuniva e nominava 2 presidenti che dovevano reggere e governare questa fiera, che iniziava 2 giorni prima del 18 settembre, che segna la traslazione delle salme dei Santi Vittore e Corona, e 2 giorni dopo. Quindi comunque fino al 1806, quando il Maggior Consiglio e tutte le cariche politiche vennero sciolte durante l'occupazione napoleonica, questa fiera venne trasferita da Anzù a Feltre in via Campo Giorgio. Questa iniziativa senz'altro originale perché si rifà ad un capitolo della storia antica di Feltre. Torniamo ora a parlare del lupo, un vademecum e incontri sul territorio per la corretta informazione sul tema del lupo promossi da provincia e prefettura per un progetto formativo condiviso con allo studio la richiesta al Ministero dell'Ambiente di una deroga per tutto il bellunese per adottare misure di dissuasione per gli esemplari confidenti. Il tema del lupo infatti è molto sentito e di stringente attualità, come dimostra il fatto che il prefetto Savastano negli ultimi mesi ha ricevuto diverse segnalazioni da sindaci e amministratori relative alla presenza di lupi nei pressi dei centri abitati. Tra i 2 enti sono state condivise 2 linee: da una parte una capillare azione di informazione e formazione sul territorio attraverso una serie di incontri e la distribuzione di un vademecum sui comportamenti da attuare per evitare di attirare i lupi verso le abitazioni. Dall'altra la richiesta al momento allo studio al Ministero dell'Ambiente di una deroga per tutto il territorio bellunese per adottare misure di dissuasione nei confronti degli esemplari confidenti. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il tempo migliora sul nostro territorio grazie alla temporanea rimonta dell'alta pressione. Il dettaglio di venerdì 19 aprile. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento qua e là, ma senza precipitazioni associate. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 13-17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica, poche nubi sparse. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato, con temporanei annuvolamenti. Temperature minime sui 3-6 gradi, massime comprese tra 15 e 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.